Allora, ormai un grande amico del nostro Hot Corner, Francesco Zippel, ci eravamo visti quando tu avevi portato a Venezia il documentario su Sergio Leone. Eh sì, Ti ricordi? sì, 2 anni fa, era 2 anni fa. Scusa che qua il vento ci scompiglia le Esatto, cose. spostiamo le cose. 2 anni fa e hai deciso adesso di cimentarti così, perché tu solo i mostri sacri, William Friedkin, Sergio Leone e Gianmaria Volonté, per alcuni l'attore per eccellenza, che è il centro di Volonté, l'uomo dai 1000 volti, che dopo Venezia arriverà il 23 settembre per 3 giorni come evento in sala con Lucky Red, corretto? Sì, esatto, esattamente. Tra l'altro abbiamo avuto Rodrigo D'Erasmo ieri, che ci ha parlato della colonna sonora, che è già su Spotify, Tidal e su tutte le piattaforme, molto bella. E io ti chiedo, ma un po' di pressione a mettere le mani su Volonté ce l'hai avuta o no? O ormai sei abituato? No, ma sai cosa? Per me, come dire, l'aspetto che è più che per me è più importante alla fine è, come dire, la curiosità e di conseguenza anche il piacere, come dici tu giustamente, di mettere le mani su queste storie, insomma, potersi confrontare con dei personaggi così interessanti, così stimolanti, anche perché tu parlavi giustamente di Friedkin e di Leone, che ognuno nel suo, però sono come dire, dei capisaldi del cinema, parlando della regia naturalmente, che comunque hanno una loro visibilità costante, no? Poi Billy Friedkin purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso, ma proprio l'anno scorso qui a Venezia c'è stato il suo ultimo bellissimo film, quindi E poi ogni volta che torna l'esorcista, cioè comunque esatto, sì, del braccio lento della legge. Leone neanche lo diciamo perché chiaramente è proprio Leone, presente, esatto, è al centro molto. della mappa. Volonté, nonostante sia un personaggio fantastico, un attore magnifico, per me, parere personale, insieme a Mastroianni, il più grande che abbiamo mai avuto. E dico insieme a Mastroianni proprio perché rappresentano due approcci completamente diversi e che in todo modo abbiamo anche avuto la fortuna di vedere face to face, no? Tanto Mastroianni considerava l'arte della recitazione quasi, no? Un'arte non di serie B, però no, si sfotteva un po' gli attori che si invece sfotteva sì, perché erano 2 metodi diversi. Due approcci completamente diversi, però non è mai, cioè non si può mai dare per scontato quanto figure come Volonté siano ancora sufficientemente ricordate, appunto siano, come Sì, dicevo prima, soprattutto da generazioni più giovani, anche non giovanissime, magari uno oggi di 30 anni dice ma chi era Gianmaria Volonté, e poi però diciamo il senso anche di questi film, di questi documentari è cercare di stimolare la curiosità, l'attenzione. Infatti ieri era molto bello che in sala quando l'abbiamo presentato c'erano moltissimi giovani, e sentivo, poi mi hanno detto che ero un po' chiaramente frastornato piacevolmente, no, dal momento così, amici, persone che hanno lavorato al film, adesso voglio rivedere tutti i film di Volonté, o li voglio vedere tutti, chi non l'aveva visti, quindi questo è bello. Un'impresa non semplicissima, tanto per alcuni, cioè ci sono i soliti noti, ma alcuni, infatti ti dicevo l'altro giorno è stato qui il figlio di Midio Greco, Alessandro, che diceva che una storia semplice di fatto non esiste più, non c'è da nessuna parte, se non avete un vecchio DVD. Senti Francesco, da chi sei partito per cercare di capire chi era Gianmaria Volonté? Sei partito dalla figlia come prima, diciamo, cioè hai fatto una lista di... Le due persone da cui sono partito sono stati Giovanna, la figlia, e Fabrizio Gifuni. Perché la figlia, per ovvi motivi, perché comunque, oltre ad essere sua figlia, è una persona che proprio dall'anno successivo alla morte di Gianmaria, 95, lui viene a mancare nel 94, lei si è trasferita alla Maddalena, dove tra l'altro lui è sepolto, dove lui viveva quando non lavorava, e ha organizzato questo festival molto bello, La valigia dell'attore, che è un festival che ogni estate porta un grande protagonista del grande interprete italiano e lo mette a contatto con dei giovani, organizzano un laboratorio di recitazione, quindi portando avanti in questo senso quindi lei ha dedicato tutta la sua vita alla memoria, al ricordo appunto di Gianmaria. Fabrizio Gifuni, al di là delle facili, immediate, no, degli accostamenti che dici, il nuovo Gianmaria Volonté, entrambi hanno interpretato più volte Aldo Moro, insomma, poi il talento di Fabrizio Gifuni è innegabile sotto gli occhi di tutti. Lui è proprio uno studioso di Volonté, è uno che ha letto, ha studiato,
tantissime cose, e quindi E non lo ha mai conosciuto però. non l'ho mai conosciuto, avrebbe voluto conoscerlo perché loro avevano questo insegnante in accademia, Orazio Costa, in comune, e lui non ha mai avuto la possibilità di conoscerlo. Ho trovato fra l'altro un filmato che mi ha dato Giovanna, che non ho montato, però insomma è stato bello a livello proprio così di documentazione per me. È un filmato girato il giorno del funerale a Velletri di Gianmaria, dove una cerimonia laica dove si susseguirono una serie di amici e arrivò a un certo punto il giovanissimo Fabrizio che stava recitando in Pari in Umbria, mi disse, che si precipitò in questa giornata piovosa così per lasciare il suo messaggio, il suo così, Che meraviglia. il suo saluto a Gianmaria. Era bello perché c'era Rosi, c'erano insomma Montaldo naturalmente. Perché era ancora il 94, quindi tanti di Sì. appunto Rosi, Montaldo. Sì. Sì, e poi erano tutti ancora in piena attività. Esatto. E poi c'è questo giovane Fabrizio Gifuni, quindi ecco, il rapporto con, mi raccontava Pier Francesco Pavino che quando hanno fatto l'Accademia Figlio d'Amico insieme, era una classe tra l'altro magnifica perché forse dimenticherò qualcun altro, ma c'erano Pavino, Gifuni, Locascio e Alessio Boni nella stessa classe. Che ha un senso, se ci pensi. Sì, c'è anche una logica. Esatto. Sì. E mi diceva Pier Francesco che Fabrizio obbligava tutti a vedere tutti i film di Volontè. Quindi diciamo ci fu una formazione parallela portata avanti dal professor Gifuni ai suoi. Meraviglioso, Esatto. meraviglioso. Sì. Senti, Francesco, parlare di Gianmaria Volontè significa parlare di cinema, ma significa anche parlare di politica, perché se c'è un personaggio Assolutamente. che poi ha pagato anche, no, le sue scelte, non ha mai fatto mistero, insomma, lui era memorabile battaglia dei cestini sul set, ma poi quella appunto quando in Cile Allende venne ucciso, andò su Pinochet, insomma, lui è sempre stato. Quanto hai cercato di portarlo dentro e quanto pesa poi nella figura Volontè, perché è imprescindibile, non puoi parlare di Volontè senza parlare di. Ma io ho cercato di tenere una sorta di equilibrio tra, come dire, quello che era, quello che è stato l'immenso artista che noi amiamo e conosciamo, con cui vorrei che chi non lo conosce, no, potesse conoscerlo, e quello che è stato il suo travagliato percorso personale, perché lui ha vissuto una storia familiare molto dolorosa. E poi c'era questo aspetto della partecipazione, dell'attivismo politico che in realtà era la conseguenza dell'esperienza familiare ed era a sua Quella è volta. un'altra storia da fili sarebbe quella. Quella- Perché anch'io quando l'ho scoperto, Sì, no, cioè spieghiamo che praticamente sì. Gianmaria Volontè, che tutti conosciamo militante, il padre era un fascista, ma un fascista tanto che venne condannato a 30 anni di carcere perché lui aveva formato una brigata nera in Piemonte. E dopo l'8 settembre. Sì. Cioè, quindi siamo proprio a. Sì, poi appunto dopo l'8 settembre, esatto, questo è un particolare interessante perché lui, sebbene fosse stato sempre insomma, attivamente fascista, però diciamo, ed era un commerciante anche di un discreto successo, benestante, e una famiglia borghese di Torino, e lui si unì, cioè formò questa brigata e poi venne arrestato per soprusi nei confronti della popolazione. Sì. Venne poi rilasciato. Erano delle bandacce praticamente. Sì, no, infatti lui poi venne rilasciato dopo il 25 aprile, ma poi dopo c'è un processo e fu condannato a 30 anni. Quindi questo trauma, cioè un trauma lo dico anche e soprattutto perché la sua famiglia, diciamo, la famiglia Volontè ebbe serissimi problemi dopo l'arresto del padre e lui, 14enne, fu costretto a lavorare per aiutare la mamma a mantenersi e a mantenere il fratello più piccolo. Quindi diciamo la sua scelta politica, oltre a essere chiaramente dettata al periodo storico, era anche in parte una reazione a questa figura paterna, che lui chiaramente ha fatto una figura, mi hanno detto i suoi amici con cui ho parlato, di cui lui non parlava mai a nessuno. Proprio era un argomento completamente tabù. Quindi c'era questo aspetto qui che poi sicuramente è stato parte dello stimolo che l'ha portato, no, a impegnarsi così tanto a livello politico, a esporsi, a pagare, e poi anche tutto in prima persona, perché
Poi ci sono tanti che prendono posizione, ma alla fine lo fanno in maniera, no, abbastanza furba. Lui è sempre pagato tutto, anzi la sua carriera sarebbe potuta diventare altro, no? Tra l'altro tu l'altro giorno durante la diretta Tensa parlavi lì dal punto di vista artistico del caso del Padrino, no? Dell'attore voce e corpo, per cui si trova a rifiutare un film come Il Padrino, che poi lo avrebbe portato altrove, Sì, perché perché lui non accettava il fatto di dover essere doppiato. E perché per un attore voce corpo sono inscindibili, no? sono inscindibili e lui portò avanti una delle sue tante battaglie. Ma poi secondo me anche, questa è una mia magari errata percezione, ma secondo me un film come Il Padrino, che era un film nella sua grandezza, nella sua iconicità naturalmente, però assolutamente di consumo, se vogliamo, certo, comunque era era entertainment di alto esatto. livello, ma è entertainment. Lui non era un film che avrebbe voluto, diciamo, che Forse non sarebbe andato a no, vedere nemmeno. non si sarebbe sentito Tra l'altro comodo. quello è a un l'anno film di del genere. indagine sul cittadino per 72, quindi Sì, sì, perché poi lui era proprio sulla cresta dell'onda, perché poi appunto questa indagine vinse anche l'Oscar, quindi lui faceva, le sue scelte, ripeto, erano conseguenza tanto della sua esperienza personale quanto della sua profonda convinzione politica, che infatti parlando con Felice Laudadio, che era uno dei suoi più cari amici, lui mi ha detto: guarda, io ho fatto un conto, se tu vedi il numero di film fatti da Volonté e il numero dei film fatti dai suoi colleghi, amici, contemporanei, sì, Gassman, Tognazzi e loro. esattamente il doppio. Perché lui erano più film che Sceglieva, rifiutava sì. che quelli che accettava. Quindi è bella, insomma, penso anche per questo lui rappresenti oggi un riferimento, no, per tanti, Sì, per soprattutto in l'idea di questi tempi, coerenza, sì, di anche una saper lezione. scegliere, saper... Cioè lui di fatto non si è neanche mai fatto fregare dall'ambizione, perché a un certo punto poteva diventare poi quello che è rimasto, che appunto diciamo in America lo studiano all'Actor Studio, Gian Maria Bonte, cioè Nexa, quindi a un certo punto deve diventare veramente il più grande attore del mondo. Sì, ma infatti guarda... E non si è fatto però sfiorare, no, dall'idea da appunto un altro avrebbe ricevuto la chiamata del Padrino e detto vengo, faccio, vedo, poi potrebbe essere. Io trovo molto ammirevole questa cosa. No, sì, ammirevole. Poi ripeto, ecco, tu parlavi dell'Actor Studio, io non sono, insomma, nei documentari a volte ci sono delle cose che non finiscono dentro il montaggio, anche perché proprio non c'è modo di intervistare certe persone, però ci sono delle conversazioni che hanno un grande valore. Io ho parlato qualche mese fa con Harvey Keitel, che era sul set con lui, Quando morì, film, certo, quando morì. però Angelopoulos. E mi ha raccontato di nuovo quella faccenda e mi ha detto che ai tempi in cui lavorava negli anni 70 con Scorsese e con De Niro un giorno gli disse, poi De Niro persona molto come dire, taciturna, però penso le cose che dice, ha detto, tu ti devi assolutamente vedere i film di questo attore italiano, che è il più grande attore vivente, diciamo di oggi. Quindi per dire, no? Insomma, Sì, infatti, ma per loro ancora è la cura per Pacino, cioè se lo studiavano. sì. Senti, allora aspettiamo il 23 settembre per vederlo al cinema. L'ultima mia domanda è: qual è il tuo Volonté preferito? Dovessi sceglierne uno? Il mio Volonté preferito è un Volonté che onestamente non avevo mai conosciuto, mai incontrato prima di fare questo documentario, che è quello di Giordano Bruno di Montaldo, perché lui là si confronta con un personaggio storico di cui però al massimo ci devono essere delle... Certo, testimonianze scritte, certo, Esatto. non c'erano anche lì sulle immagini. La maniera in cui lui dà vita a questo personaggio, la maniera in cui lui lavora sulla voce, sul linguaggio, io trovo che dia la misura della grandezza di interprete di Volonté. E poi è un film bellissimo, Aldo era un regista straordinario, c'è Storaro che fa una fotografia incredibile, quindi è un film che chi non l'avesse visto, insomma, invito veramente a riscoprirlo perché ci sono tanti elementi, in primis Volonté, che proprio sono fantastici. Io tra l'altro l'ho scoperto recentemente a Cavallo della Tigre con Nino Manfredi e lui, che ha delle sfumature comiche anche con te, che è assurdo. Parlando del Volonté comico, l'Armata Brancaleone. E lì ti fa capire veramente, sarebbe stato tutto un altro filone da percorrere, Sì. veramente affascinante. Francesco Zippel, Volonté, l'uomo dei mille volti, il 23 settembre. Grazie Francesco. Grazie mille, grazie.
È vero, tutta la cosa comica è assurda, eh. Anche, aspetta, c'è quel film di